Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Sono qui mezz'ora del tempo di questa serata da trascorrere insieme, sono qui mezz'ora con voi per rispondere alle vostre domande, dunque fatevi pure avanti anche perché rispondo in ordine di arrivo e dunque si fa in fretta a concludere la mezz'ora di tempo. Bene, vi ricordo di scrivere il vostro nome e la vostra data di nascita, porre un quesito in modo chiaro, formulato con parole chiare e semplici, a prova di, di Hilde. Mettete, mi raccomando, anche il nome e la data di nascita della persona su cui volete che io guardi, se eventualmente la domanda non riguarda esclusivamente voi. Bene, detto questo, vi ricordo, mentre aspetto che arrivino delle domande, che si colleghino le persone, che scrivano, salutino, insomma, in attesa di questo, vi ricordo gli appuntamenti della settimana. Domani alle 18 sarò, se ci sono, gli appuntamenti, mi sono dimenticata. No, domani non potrò fare la diretta io, dunque la farà sicuramente il Marietto nei gruppi Facebook. Io la farò al più presto possibile. A parte questo, siamo insomma presenti su Facebook a proposito, e a proposito del Marietto iscrivetevi al suo canale YouTube se ancora non l'avete fatto, e se ancora non l'avete fatto anche qui iscrivetevi al mio canale YouTube. Veniteci a trovare sui gruppi Facebook, sono fondamentalmente due i gruppi nostri, poi collaboriamo anche col gruppo di Paola Chiarilli, ma intanto i casti sacerdotali e la diestesia radionica, tarologia ed ermetismo sono i due gruppi del Marietto e della sottoscritta, dunque venite pure a trovarci lì. Bene, fermo restando che a braccia aperte il sito ilcapitano.altervista.org vi aspetta con tutte le dispense gratuite che abbiamo messo a disposizione di tutti per poter lavorare con la radionica, le onde di forma. Ci sono anche delle dispense di ermetismo, cabala, qualche piccolo rituale che abbiamo divulgato in modo gratuito. Bene, ovviamente la sezione shop dove trovate i servizi del Marietto e della sottoscritta. Allora, bene, mentre cianciavo, vedo che sono arrivate delle domande e delle persone con i loro saluti. Intanto vi saluto tutti. Ciao Marietto, buonasera. Buonasera Marietto, tra l'altro è dalla regia, dunque grazie Marietto. Buonasera Chiara, buonasera Elisa, buonasera Barbara, buonasera Giusy, buonasera Italia, buonasera Marisa, buonasera Lia, buonasera Ermanno, buonasera Daniela, buonasera Ines, buonasera Antonio, buonasera Federica e buonasera Tiziana. Intanto questi sono i saluti nella chat della diretta, chat dal vivo, per usare le parole di YouTube. Bene, allora direi di non continuare oltre, vi ho detto gli appuntamenti della diretta, io tornerò in diretta su questo canale venerdì alle 21:30, ma durante la settimana il Marietto e io faremo delle dirette anche dai gruppi Facebook, dunque iscrivetevi e condividete, invitate, estendete l'invito a iscriversi anche ai vostri contatti, ai vostri amici che condividono la passione per queste materie. Bene, allora comincio con la prima domanda di Elisa. Ciao Hilde, tornerà Carlo 8 maggio 67, Elisa 6 gennaio 76. Vediamo allora, mi voglio aiutare. Sapete sempre che è necessario accendere una candela, anche perché poi questa sera passerò da una domanda all'altra e da una persona all'altra, dunque la candela aiuta a raggiungere maggiore chiarezza, illumina, del resto sia in modo simbolico sia in modo reale, e tutela, protegge. Dunque, vediamo un po'. Carlo, torna Carlo da Elisa, grazie. Vediamo un po'. Oh, insomma,
Se fosse solo per il taglio ti direi sì, mi fermerei qua, non vorrei girarne altre, perché le più belle per questa domanda sono uscite adesso. E comunque oserei dire che se abbiamo già un taglio del genere, la probabilità che lui torni sia abbastanza alta. Tra l'altro poi con un bel Mercurio retrogrado veder tornare gli ex non è una cosa tanto impossibile. Certo però, non è che proprio, come dire, non è una stesa allegria, eh. Insomma, mh. Vediamo un po' da cosa cominciamo, Elisa. Un passato un po' così, eh. Intanto qualche blocco, cominciamo proprio subito con la carta della prigione nella linea del passato, blocco, nemico, la conversazione, l'allegrezza al cuore, vecchia signora. Dunque, probabilmente, io non so fino a che punto, però anche perché non conosco nulla di te e di Carlo, e dunque non sono in grado di decifrarle al meglio, possono voler dire molte cose, però posso dirti che qualcosa già ha impedito. Da una parte è possibile che ci sia stato un errore o tuo o suo, comunque di uno dei due, ma anche l'interferenza di qualcuno, probabilmente ehm, che ha cercato di ostacolarvi anche in mezzo agli altri, o con altre persone. E poi l'allegrezza al cuore, la vecchia signora parla quasi di un sospeso con una figura del passato, una figura con cui ha avuto una relazione per lungo tempo, ma può anche essere che già in passato abbiate avuto delle difficoltà e in qualche modo abbiate risolto. Comunque c'è qualcosa, un'interferenza da parte di qualcuno che ha portato delle difficoltà. Al presente, allora, c'è sicuramente una qualche situazione che sta mettendo alla prova, mhmm, un qualcosa che deve essere in qualche modo revisionato, rivisto, qualcosa che genera confusione e devo dirti che non è forse in questo momento che lui ritornerà. Il pensiero probabilmente lo accarezza, ce l'ha, ma anche nel prossimo periodo, con le carte che vedo qui c'è un po' fatica. Da una parte il pensiero di scriverti c'è e ha anche nostalgia nei tuoi confronti, probabilmente, per un periodo, ehm, si costringerà a non scriverti o le volte che ti scriverà avrà un atteggiamento evasivo. Vedo però una forma di sofferenza in lui, una profonda tristezza. Ehm, Però guarda, ancora per un periodo non lo vedo ritornare. Il taglio ci ha già dato un esito molto interessante, anche le carte dell'esito della stesura sono positive, però non sarà dunque un ritorno immediato e è possibile che alcune notizie che ti arriveranno ti imporranno di riflettere e fare una scelta e probabilmente non sarà una scelta tanto semplice. Questo potrebbe valere anche per lui comunque, perché in fondo la domanda è rivolta a lui, nel senso lui tornerà, dunque è possibile che ci penserà, ma non si deciderà subito a muoversi. Sembra che la decisione avvenga in seguito, probabilmente anche per questioni di gelosia. È possibile che a un certo punto penserà di perderti e sarà questo a spingerlo a muoversi, a reagire. Ehm, Vedi che effettivamente c'è un qualcosa, una notizia di un ricongiungimento, questa è sempre una carta molto bella, anche se leggermente attenuata dalla carta del sacerdote, che parla comunque di cose, situazioni un po' raffreddate, però guarda che comunque è una carta di successo questa, dunque a meno che non stia dicendo che lui torna con un'eventuale ex moglie, cosa che non penso, io ritengo che comunque se porterai un po' di pazienza
lui ragionerà su e troverà dentro di sé la cosa giusta da fare nei tuoi confronti. Allora, andiamo avanti alla prossima domanda che è di Barbara. Allora, buonasera, volevo sapere se Francesco, 12 settembre 84, mi pensa ancora. Barbara è del 4 dicembre 82. Vediamo cosa dicono le sibille. Intanto si sono aggiunti Mirko, Maurizio e Perla. Buonasera, buonasera cari. Allora, Barbara, vediamo se Francesco ti pensa ancora. Ma stasera, stasera questa carta è abbonata al taglio. Allora, direi proprio di sì, anche questo sembra una risposta affermativa alla tua domanda. Allora, vediamo un po' questa stesa. Allora, vabbè, cominciamo dal passato. Vedo una situazione comunque che inizialmente è stata molto piacevole, forse è iniziato tutto a partire da un'amicizia che poi nel tempo si è tramutato in un flirt, in qualcosa di un'occasione per un qualcosa di più. C'è comunque qui un blocco, dunque può essere causato da circostanze esterne, ma può anche essere causato comunque da uno dei due. Dunque, secondo me comunque lui ha dei rimpianti verso di te, conosce il tuo valore, sa che persona sei, l'impegno che metti nel fare le cose e sicuramente ha un pensiero verso di te positivo. Nel prossimo periodo vedo comunque, visto che stiamo cercando di capire quali sono i pensieri, no? Non tanto le azioni, piuttosto i pensieri. Vedo comunque che conserva un segreto, o perché segretamente continuerà a essere geloso di te, il che è molto probabile che sia questo il senso di questa linea. In futuro, oltretutto, poi vedi, arrivano delle voci, dei pettegolezzi, forse lui verrà a sapere delle cose che lo turberanno, gli dispiacerà sentire quello che sentirà, oppure in qualche modo vedi, comunque c'è un qualcosa di questo tipo, qualcosa che comunque lo turberà. Secondo me, comunque lui ti tiene d'occhio, si interessa, si informa, aspetta di sapere come stai, come non stai. In qualche modo ogni tanto ci pensa e quando pensa a te comunque pensa a una persona con cui ha condiviso, con cui comunque aveva una certa intimità. Non escludo che poi tu verrai a sapere che soffre ancora per te o che ha sofferto. Andiamo avanti. C'è la domanda di Marisa. Grazie Marietto, allora ci sentiamo domani, grazie per la tua regia. Allora, dunque, la domanda di Marisa, che vuole sapere per Sofia, 14 febbraio, è stato il suo compleanno ieri, auguri a Sofia, 14 febbraio 2001, deve abbandonare il corso universitario e campus.
Allora, formulata così la domanda è un po', ehm, poi difficile da interpretare. Vediamo cosa chiediamo direttamente cosa deve fare, perché io ho sempre il dubbio poi che se uno chiede se deve abbandonare, allora se poi compaiono carte negative, se voglia dire un no o se mi stanno dicendo che deve abbandonare. Dunque, formulata così non mi sento a mio agio. Chiediamo cosa deve fare con il corso universitario, così si capirà cosa deve fare o cosa verrà. Comunque ha un altro tipo di, cioè non è una domanda tendenziosa, ecco, diciamo così. Vediamo un po'. Sofia e il corso universitario, grazie. Allora, sembra essere di fronte comunque a una scelta, non è però di natura negativa. Ma, sembra che abbia dei dubbi poi sulla reale aspettativa lavorativa a seguito di questo corso. Vedo che un po' è perplessa probabilmente in quella direzione, o perché magari preferirebbe andare a lavorare, vedo che c'è qualcosa legato, a questo genere di pensieri. Però, ehm, diciamo che, probabilmente nella linea del passato qualche esame non è andato proprio al meglio, magari o si è creata una grande preoccupazione prima di andare a sostenere l'esame, oppure, si era preparata ma non benissimo, però, diciamo che ha retto, magari è già tornata sui suoi passi, avrà avuto qualche dubbio anche in passato. Ora sai, è che in qualche modo da una parte ha messo gli occhi forse su qualche altra situazione, magari vorrebbe già, lanciarsi nel mondo del lavoro, oppure, è dibattuta fra una scelta o un'altra. Vedo che ci sono molte situazioni, no, che si prospettano e per questo forse che ora è bloccata. O ha dato poco peso agli studi e dunque adesso, è comunque in una situazione di fermo. Devo dire che anche probabilmente anche, a casa con te, ha qualche problema, qualche difficoltà, perché, sembra che non vi capiate molto, tu e lei. Per quanto riguarda però la scelta, secondo me, ehm, non è facile perché sembra che in qualche modo un cambiamento, che le piaccia o no, arriverà e che questo richiederà parecchia determinazione, parecchia forza di volontà. Dunque, come scelta abbandonare o continuare non sarà una scelta facile, sarà molto combattuta. Forse lei è più dell'idea di andare a lavorare, magari o non pensa che questo corso di studi possa veramente portarla poi a un lavoro, oppure le dispiace perché si è profilata una proposta di lavoro interessante. Ad ogni modo, ehm, ritengo che si creeranno delle ottime situazioni e che, bisogna un po' lasciarla fare. Se non vuole più continuare, ehm, non è vincolante, nel senso che l'università può essere ripresa anche in futuro e se dunque adesso non è nella condizione di andare avanti, piuttosto che perdere tempo e denaro in qualcosa che poi le crea solo un ulteriore blocco,
magari è meglio lasciar perdere, però ritengo che non sia ora il momento di prendere questa decisione, perché effettivamente delle altre prospettive che lei pensa che si aprano in realtà si bloccano nell'immediato, non c'è un vero sbocco in questo momento. Comunque penso che una delle problematiche maggiori sia nei tuoi confronti, credo che quasi la confusione che ha è più causata forse dalla tua posizione in merito, più che da, vedi che ci sei tu. Va bene, andiamo avanti, proseguiamo con Lia. 6 marzo 69, Massi 21 febbraio 68. Mi ricerca, vediamo se Massi ti ricerca. Allora, Sibille, ditemi se Massi, 21 febbraio 68, cercherà di nuovo Lia, 6 marzo 69. Grazie. Lia, diciamo che al momento non penso. Se questo avverrà, magari avverrà in futuro, ma non sono pronta a scriverlo nero su bianco, perché già al taglio è comparsa una giovane fanciulla. Qui compare il ladro, compaiono carte della presenza di almeno una ragazza più giovane, probabilmente più giovane di te. Non so se tornerà, sicuramente se dovesse avvenire non sarà adesso. Lo sblocco potrebbe arrivare, sì, ma molto più avanti. Probabilmente lui in questo momento non ha veramente intenzione, vedi, qui e qui con la nemica, poi c'è la nemica con cui ha, vedi, un interesse superficiale, leggero, dunque secondo me non è, anche se lui è veramente una persona che può essere valida, una persona valida, però non ha la testa in questo momento, vedi, è bloccato e sembra più preso da se stesso, non ha quella cosa di impegnarsi, secondo me, non vuole questo. In futuro diciamo, non lo escludo, perché a un certo punto arriva una carta di sblocco, però devo dire che per ora secondo me no. Comunque, diciamo che per ora l'intimità è lontana, no. Anche questo, per carità, diciamo che no, non lo vedo adesso. Sei sicuramente una persona su cui lui può fare affidamento e se decidesse magari di impegnarsi potrebbe tornare a cercarti, ma non lo vedo ora. È una lunga attesa, devi pazientare, oppure interessarti di qualcun altro. Allora, andiamo a vedere la domanda di Ines. 6 aprile 67, vorrei sapere se il mio lavoro, che dovrei prendere un franchising, può andare bene, grazie mille. Ah, ok, allora rispondiamo per il lavoro, per Ines. Vediamo se il franchising potrebbe andare bene. Oh, beh, allora il taglio promette ottimi sviluppi e ottime occasioni.
Allora, fermo restando che devi comunque tenere gli occhi aperti sulla natura dell'investimento, ehm, partiamo dalla prima linea comunque. Ehm, una linea molto positiva, dunque riguardo questo progetto di franchising sicuramente è nato subito un grande entusiasmo, all'idea di cominciare e, per quello che mi riguarda la possibilità anche di eventuali collaborazioni, forse ci sono già state degli incontri per parlarne, comunque, mhmm, qualcosa di positivo, devo dire che è una prima linea piena di entusiasmo e questo è buono. Solo che al presente abbiamo una linea piuttosto terribile, perché si aprono tutta una serie di discussioni, difficoltà o comunque, opinioni divergenti. Non è facile, non è facile perché in alcune circostanze sembra che tu non abbia tanto possibilità di espressione o che, non so se hai dei soci o questo progetto lo porti avanti da sola. In quel caso ci sono forse delle difficoltà a reperire tutti i finanziamenti, oppure a cominciare o a trovare il sostegno. Ci sono delle problematiche che richiedono grande determinazione e non ultimo forse delle incomprensioni con qualcuno. Allora, è probabile che tu voglia aprirlo con una figlia? O pensando di sistemare una figlia? Non lo so. Qua vedo una giovane fanciulla con cui però, ci sono delle situazioni da chiarire, da mettere a posto, per quanto riguarda la situazione nel prossimo periodo però si sblocca la faccenda, ma attenzione comunque al rischio di non aver calcolato bene tutto, guarda attentamente ogni cosa, ehm, soprattutto anche da un punto di vista, proprio legale, controlla che sia tutto in ordine perché qualcosa potrebbe non essere proprio, del tutto chiaro, del tutto trasparente o che può cambiare in corso d'opera e non necessariamente bene. Però devo dire che le prossime tappe sembrano portare a uno sviluppo, un lavoro in famiglia o comunque sereno. Occhio però, però guarda che secondo me può andare bene. Ehm, questa è una carta comunque che vicino a carte positive, amplifica il senso positivo, però è chiaro che invita comunque alla prudenza e soprattutto a comportarsi in modo, come dire, sempre accorto, sempre umile, però secondo me è possibile che gli affari andranno molto bene. Guarda qua, gran consolazione, Imeneo. Ecco, diciamo che in seguito alla riuscita mantenete sempre un atteggiamento comunque di discrezione e di sempre attenti, sempre senza, fare il passo più lungo. Comunque secondo me, superate le difficoltà dell'immediato presente e futuro, andrà abbastanza bene direi. Andiamo avanti. Federica. Ciao Hilde, vorrei sapere se riceverò gli arretrati che mi devono. Federica, la tua data di nascita, ho bisogno che me la metti, se no come ti rispondo? Almeno la data, non chiedo molto. Scrivimela per favore, Federica. Non l'ultima Federica di cui ho visto, perché ho visto che sono due, ma sono due profili diversi. Dunque, la Federica che mi sta chiedendo se arrivano gli arretrati, per favore, se senti, scrivimi. Ah. Brava, ok. 5 agosto 66, benissimo, grazie. Mi raccomando, ricordatevi di mettermi la data, non chiedo molto, però per me è importante, mi arrivano delle informazioni. Non vi so dire perché mai così, mi sintonizzo meglio su di voi. Allora,
Vediamo se ricevi gli arretrati. Speriamo, ovviamente, incrocio le dita per te. Mm. Si prenderanno ancora tempo. Secondo me troveranno ancora dei pretesti. Ti dico ancora perché vedo che già è una situazione che ha origine nel passato, probabilmente ti hanno dato anche delle aspettative di un certo tipo e poi si sono creati degli ostacoli. Poi di nuovo sembra che la cosa si dovesse sbloccare, siamo al momento della verità, si fissa quasi l'incontro e c'è di nuovo un blocco. Dunque, se non li prendi nell'immediato, per un bel po' te li fanno sospirare, perché si metteranno probabilmente di mezzo delle situazioni di rivalità. Vedi che questo non è bello, è come se venisse a galla una situazione del passato che chiederà appunto di nuovo un chiarimento e anche con questa, insomma, non è proprio, non è una situazione positiva. Anche qua ti costringeranno a chiedere l'intervento di un avvocato. Mm. Secondo me dovrai informarti un po' su come fare, perché vedi, hai bisogno di aiuto, altrimenti la situazione cambia a tuo malgrado, devi lottare. E, Federica, comincia a informarti, perché a meno che io mi sia sbagliata e me lo auguro, se non li prendi subito, che però c'è questo blocco, la vedo dura. Secondo me, anzi, io non so in che modalità te l'hanno riproposti, ma attenta perché potrebbero anche dirti che ti reintegrano. Non so se è una questione legata al lavoro, probabilmente sì, ma la vedo più difficile. Cioè, magari da una parte ti parlano di fare più ore, di lavorare di più, ma io non vedo questa cosa in modo positivo. E comunque alla fine dovrai chiedere aiuto a qualche legale, a qualcuno, perché tanto ci penserai che sarà così. La cosa migliore è farti dare un aiuto da qualcuno. Mm. Allora, andiamo alla prossima domanda. Vera, che chiede se trova un lavoro, 22 agosto 66. Vediamo un po'. Vera, 22 agosto 66, si trova un lavoro a breve. Ah, potrebbe essere, forse è legata a una figura, una donna di una certa età. Allora, a breve no, l'esito è un po'... L'esito invita a tanta cautela, soprattutto con le questioni economiche, tanta. Allora, ascolta, lettera, ladro, giovane fanciulla, nemico, sacerdote. Che cosa è successo con il lavoro? Qualcuno ti ha portato via il lavoro? Qualcuno ti ha
portato via un progetto, qualche cosa che avevi? C'è un qualcosa su un posto di lavoro nel passato, qualcosa non chiaro, dove probabilmente una persona ha cercato di colpirti in qualche modo. Mhmm, Vedo che alla fine, o è arrivato un licenziamento, comunque un'interruzione del tuo lavoro nella linea del passato, ma causato da qualcuno che non è stato corretto nei tuoi confronti. Adesso sai vedo delle attese, vedo comunque c'è l'attesa e anche la distanza di un qualcuno che per te era importante, poteva essere, non so, un punto di riferimento, qualcuno che avrebbe potuto aiutarti. È qua nel presente, però, mhmm, ci sono circostanze, ehm, difficili, vedo. È un periodo impegnativo per te. E vedo che effettivamente Vera è un periodo dove in qualche modo, compaiono delle circostanze, delle difficoltà che ti chiedono di essere molto determinata, molto forte, anche di discutere in certe circostanze. Allora, diciamo che il periodo peggiore sembra comunque essere sul punto di finire, ancora qualche tempo, motivo di resistere ancora un po', tieni duro, probabilmente hai anche tu a tua volta commesso qualche errore, ma devi fare attenzione soprattutto alle false promesse. Però arriverà un qualcosa, vedo che effettivamente poi si sblocca un po' una situazione, forse anche grazie all'aiuto di qualcuno, una persona che ti vuole bene. Però guarda, attenta perché c'è una situazione economica difficile. Ehm, Non so, non non vedo un lavoro nell'immediato, ecco questo sicuramente. Su presto no, dovrai portare un po' di pazienza e soprattutto, fai attenzione. Però sai, il taglio suggeriva, no, a meno che non sia questo, suggeriva forse il lavoro con una persona anziana. Allora, rispondo ancora l'ultima domanda di Nella. Volevo sapere se Raffaele mi ricontatta a breve. 26 settembre del 70 e Nella 15 febbraio del 74. Vediamo. Sembra proprio dal taglio si direbbe di sì. Allora, allora, ehm, domestico, vecchia signora, allegria, superbia, dottore. Dunque, ma, sembra che nel passato comunque sia presente una figura, una donna, non so se una donna che avesse bisogno di attenzioni e di cure o, Mh. Una situazione che insomma, ha creato magari dei disaccordi, dissapori, una situazione che comunque, bisognerebbe in qualche modo sistemare. Vedi però al presente non vedo un ricontatto, mi sembra anzi che ci siano ancora delle situazioni o delle questioni antipatiche sospese, legate o a una perdita economica o un qualcosa legato ai soldi o a un rapporto ufficiale che però, non insomma,
no, al presente non c'è, anzi, è possibile che ti giunga una qualche notizia che ti crea dispiacere molto presto, dunque, non la vedo in questo momento. Più avanti ehm, più avanti guarda, a me sembra che tu possa incontrare una persona anche valida, che potrebbe essere, mhmm, una buona possibilità per un nuovo inizio. Potrebbe essere una persona capace, capace che svolge magari un lavoro d'ufficio, un uomo interessante. Potrebbe nascere qualcosa di nuovo, un qualcosa di propizio. E, qua sai, dal momento che può arrivare questa persona, è possibile che in qualche modo, ehm, o insomma, o lascerai andare. Questa cosa vedi, io non vedo il ritorno di questa persona, mi dispiace. Ehm, non so, non credo che sia lui a tornare, secondo me si fa prima avanti un'altra persona. E poi guarda che c'è qualcosa di nascosto. Mh. Non vedo una relazione con qualcuno, questo no. Però però insomma non escludo che ci sia un'altra persona che ha causato la rottura e che ovviamente impedisce il ricongiungimento. Però sai, guarda che qua compare veramente una persona valida, eh. Benissimo, io per questa sera ho dato, vi ringrazio tantissimo per essere stati in mia compagnia. Vi ricordo degli appuntamenti, l'appuntamento di domani, sicuramente alle 16 il Marietto farà una diretta sul nostro gruppo, a partire dal nostro gruppo, dunque se non sapete di quale gruppo io sto parlando, si tratta di radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo, dunque iscrivetevi, chiedete pure di iscrivervi al nostro gruppo Facebook e altrimenti mercoledì sera alle 21 saremo in diretta insieme. Io tornerò venerdì alle 21:30 su questo canale e non escludo che un giorno di questa settimana io faccia anche una diretta da Facebook, dunque non preoccupatevi, il modo di restare in contatto c'è, risponderò, se non ho risposto oggi alle vostre domande, risponderò in futuro e sono comunque sempre disponibile per consulti privati a pagamento. Il prezzo di un consulto è 20 €, la durata è 45 minuti. Immaginate quante domande e quante cose potrete sentire in un consulto privato. Bene, vi ringrazio e vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di serata. A presto. Ciao.